Votazione chiusa. Il Consiglio approva. Approvata la riduzione a 9 ULS, una vittoria dei cittadini e di Rete Veneta. Con il voto favorevole di 26 consiglieri su 46 totali, il Consiglio regionale ha preso una decisione storica, tagliando drasticamente il numero di aziende sanitarie presenti sul territorio veneto. Erano 21. Approvato dopo 100 ore di dibattito l'articolo 12. L'ULSS di Bassano è stata riconosciuta come specificità, una decisione che premia un territorio che fino a questo momento, vedi la vicenda del tribunale, è stato considerato da una certa parte della politica di serie B. La regione con la nostra maggioranza ha a cuore Bassano del Grappa e il territorio collegato. Non avremmo mai permesso un'ulteriore penalizzazione per il bassanese, ha dichiarato Elena Donazzan, seguita dal capogruppo della Lega Nord Nicola Finco. È un impegno che ci eravamo presi in campagna elettorale, ma soprattutto un riconoscimento a uno dei territori che nel corso degli anni hanno avuto una maggiore sottrazione dei servizi da parte dello Stato. Pensiamo solamente a quanto accaduto con la faccenda del Tribunale, per non parlare dei rischi che corre la caserma dei Carabinieri, l'Archivio di Stato e quant'altro. Ma oltretutto è stata riconosciuta una specificità di un territorio che comunque comprende anche tutto l'altopiano di Asiago e la fascia della zona di Tieneschio, che sicuramente avranno nei prossimi anni una possibilità di crescita, di potenziamento dei servizi sanitari e sociali. Polemica invece Alessandra Moretti del PD. Doveva essere la riforma di tutti, invece alle opposizioni è stato negato da parte della maggioranza la possibilità di migliorare questa riforma, garantendo a tutti i territori e a tutte le province pari criteri generali che avrebbero dovuto offrire servizi di qualità. Alla Moretti ha risposto a stretto giro di posta Roberto Ciambetti. La riforma, ha detto il presidente del Consiglio regionale, è necessaria anche per far fronte ai tagli imposti da Roma. La riduzione del numero delle ULSS non va a deprimere, a limitare i servizi sul territorio, anzi va a ridurre i costi amministrativi per riversare i risparmi appunto sui servizi diretti ai cittadini utenti. Quindi è un modo per rendere sempre più performante la sanità del Veneto rispetto invece appunto ai tagli che purtroppo il governo nazionale fa. Ora, all'approvazione definitiva della riforma sanitaria, già definita nei suoi aspetti salienti, mancano solo pochi articoli. Il più è fatto. La classe politica ha saputo dare una risposta concreta alle esigenze di questo territorio. La sanità di Bassano è più forte.